Buondì cari amici del Maratona Veneta, la parola de ancò, la parola venetego. Una parola che non doparemo mia tanto, una parola che di de ancò doparemo, quando che doparemo, per indagare i veneti antichi, no? Non so, l'alfabeto venetego, dunque l'alfabeto dei veneti antichi, il venetego come lingua, la lingua dei veneti antichi. E cose che siamo dovuti fare? Sostanzialmente siamo dovuti applicare diciamo, fonologia veneta a una costruzione diciamo, di tipo latino con una base nell'etnonimo Venet, dunque il nome della popolazione Veneti, che è assai antico, andiamo a vedere il video su Veneti, e icus in latino voleva dire è un morfema derivativo, da un sostantivo genero un aiettivo, dunque Veneticus è uno che ha a che fare con i Veneti, dunque un posto. Insomma, diventa in realtà quasi quasi un sinonimo del veneto come aggettivo, no? Lei è un sostantivo veneto, però se mi dicono so la lingua veneta, in quel caso la parola veneta è un aggettivo della parola lingua, no? E dunque a veneto può essere sia sostantivo che aggettivo. Quando che lei in icus in latino o di conseguenza in veneto in nego, allora lei sostanzialmente è un aggettivo per i veneti, va bene? Perfetto. Però uno dice qua che via plegare la regola che ic diventa eg, che abbiamo già vista sta regola qua, no? Dunque si tratta di una regola di realizzazione. Ecco, se Dio, come che qualcuno può dire, si deve inventarvi una parola che non si mai esistia. Per verità, qua non si tratta di inventarsi niente. Si tratta di dire, siccome che ipotizziamo, mettiamo per ipotesi, che la lingua veneta essendo una lingua la sia un sistema e mettiamo che l'immagine del sistema la sia un rettangolo che ha da avere tutti e quattro gli angoli rettangolari. Di conseguenza se mi ho un punto qua, un altro logo qua e un altro logo qua, uno può dire vara, secondo per costruzione qua dovrebbe stare la parola venetego, no? Se da porta mi viene fuori portego, da Veneto mi viene fuori venetego. E ora porta siamo d'accordo che esiste in Veneto, Portego anche siamo d'accordo che esiste, Veneto siamo d'accordo che esiste, per costruzione, per analogia, qua dovrebbe essere la parola venetego. Ecco che si è inventata. Peccato che se uno va in cerca sui testi in Drio, addirittura proprio lo Logocatà sul primo trattato internazionale, scritto in Veneto, che è del 1207, in variante veneziana, dove che non mi ricordo se era il 12 o il 12, scusami, o il mandà, era col sultano, mi sembra, di Aleppo, sì, esatto, il Pactum Soldani Alapi. Ecco, c'è scritto Venedego, al posto della T addirittura la D. Questa qua è un'altra delle opzioni che era specialmente una volta di sonorizzare la T in D ancora di più di quello che facciamo anche adesso. Se volete lì qua Venedego, a chi conosce il tedesco che viene subito in mente è il nome medievale e anche moderno quella che chiamiamo la città di Venezia, che in tedesco è Venedig. Venedig, ecco, vedi ic che diventa ig, la T che diventa D, insomma, non siamo dovuti ragionare su qualcosa che effettivamente cata non solo un riscontro di teoria, perché per postulazione larga da essere la parola venetego, ma anche per fin, sta egg, addirittura con sto marca qua, con la T che diventa D, accademo anche 800 anni fa. Non è una roba tirata fuori così tanto par, ma la gesè e la fa pareio con tutte le altre parole che finiscono in veneto in ego, quindi non so, medego per esempio, anche se un po' tutti quanti siamo vago dal medico, ma medico è un'altra lingua se decido di parlarla. Perfetto, piccola indagazione, che è uno dei motivi perché faccio il video sulla parola venetego, è che tanti dicono il veneto moderno, la lingua venetego, la viene fuori dall'antica lingua dei veneti antichi, dunque il venetego. Premesso che ora si chiamava Veneti, no, e viene chiamati Veneti non Veneti, che siamo altri che siccome i Veneti si qui ancora
e ora quelli chiamiamo veneteghi, no? Ma io si chiamava sempre veneti, dunque, dal punto di vista prettamente definitorio, come si dice lingua veneta, anche la sua era la lingua veneta, sì che dopo ne si arriva un'altra, che è quella che niente parliamo un co', e di conseguenza parliamo questo del Veneto e quella che chiamiamo venetego. Vabbè, o Veneto antico, ecco, forse sarebbe meglio. Però dicendo che Veneto antico rischiamo di fare un errore, di pensare che il Veneto moderno derivi direttamente dal Veneto antico. Intramezzo che sta il latino, che sicuramente in territorio veneto si è fatto influenzare dalla presenza della lingua che era prima, dunque il venetego. Dunque il Veneto moderno possiamo dire che da qualche parte, statisticamente, qualcosa del residuo, bello grosso o bello piccolo, ma comunque diffondesto, dal venetego, la lingua de substrato, il venetego, dopo Sora che arriva il latino, quello che viene fuori nel tempo se parliamo il veneto, la lingua veneta moderna. Perfetto. Però non possiamo dire che sia una continuità dal venetego del 2500 anni fa, dai 3000 anni fa, 2800 anni fa, fin adesso. Non è che se, per un motivo che non abbiamo nessuna prova archeologica, ma il secondo motivo che secondo me è più forte è quello logico-linguistico. Siccome che i rapporti che se noi volessimo dire che il Veneto d'Ancol deriva dal venetego, direttamente con delle influenze latine, non sarissimo però in grado di spiegarsi come mai che le parole che do il Veneto, in la stragrande maggioranza dei casi, le parole che si riscontra al di là del toscano, ma si riscontra facilmente in l'occitano, in il castellano, in il catalano, in l'usitan, insomma in il portoghese. E allora, se queste parole, o in il francone, che si diventa insomma il francese, se il Veneto dopo le stesse parole, tante strutture in comune con gli altri, tanti elementi fonologici in comune con gli altri, massa a questa roba qua. Se noi dobbiamo dire che il Veneto d'Oncol deriva dal venetego, per il fatto che il Veneto d'Oncol è talmente somigliante al spagnolo, al catalano, al francese, al portoghese, che abbiamo a dire che si parenti tra di loro, ma se il Veneto è un discendente del venetego e il francese, il portoghese, il spagnolo è parenti sicuramente, e questo certificatamente col Veneto, vuol dire che sti qua è parenti col venetego, e sta roba non è possibile. Di conseguenza, dal mio punto di vista e anche da tanti, è impossibile che sia una sequela diretta del Veneto de Ancò a partire dal venetego, una sequela linguistica diretta. Chiaro che culturalmente che c'è una continuità, che sarà anche stata delle soluzioni di continuità, delle rotture, però dal punto di vista linguistico non si può dire questa roba qua perché non si è buoni di dimostrarla, non che si prove, e anche la logica e il sistema diciamo delle lingue derivanti, delle lingue moderne, ne dice che i rapporti che ha tra le ore sono talmente forti che per vero o prima che era una lingua che si accompagna per tutti e ora praticamente il motivo perché il veneto che insomiglia al portoghese che in realtà 2500 anni fa, prima ancora del latino, in realtà che era un'altra lingua comune, ma bisognerebbe dire qual è che la sei. Al momento l'unica lingua che può aver fatto questa funzione di comunanza è il latino, e di conseguenza abbiamo mai lingue neolatine. Ma dimostrare che il Veneto d'Oncò deriva dal venetego, bisognerebbe dimostrare contemporaneamente che anche il castellano d'Oncò o il catalano o il portoghese in qualche modo deriva dal venetego o da lingue soree del venetego. Va bene? E là bisognerebbe ora indagare se verso un'altra porta che è quella da dire qual era il rapporto tra il Veneto antico e il latino. Ecco, però per questo non basterebbe un video, anche perché mi pare di capire che nessuno ha veramente le idee chiare e essendo che massa poche scritte del venetego non sapevamo abbastanza di come che fosse davvero, non sapevamo abbastanza per poter dire sì o no. Però se non si può dire né sì né no, la risposta più sicura è sempre l'ipotesi più restrittiva, no. Ecco, va bene? Boh, ma questo non vuol dire che non resta aperta la ricerca. Va bene, abbiamo fatto anche un po', la nostra puntata del Veneta è fatta, siamo arrivati all'episodio 93, manca esattamente una settimana alla fine della nostra maratona veneta e mi invito a condividere sto video per farvi vedere a tutti quanti, perché la nostra cultura è nostra e i primi che interessassene siamo niente, insomma, se l'orto le piene di sorghetta e di abbioni, non è mia colpa di qui da che altra parte è, se è colpa nostra se non curemo, e ora curemo e se lo facciamo insieme sarà un bel paradiso. Ciao!